Bene, lei è qui per i colloqui. Sì. Allora vedo Massimiliano Babetto. Si è detto Maci perché tutti mi chiamano Maci perché Maci si è più corto. Sì. Però ti vedo un po' teso, Maci. Sono tanto emozionato. Orco, che ho parlato indietro. Sono tanto emozionato. Scusa che ho parlato indietro, che razza è Monax. E quindi anche a Mona il colloquio. Devo a casa. No, tranquillo, Maci, no, tranquillo, perché sei talmente agitato che... Guarda, facciamo così, se ti può aiutare, sì, puoi dire anche due paroline in dialetto, non è un problema. Ah, se mi scampano è un problema. Sì, due paroline. Perché prima di venire qua mia mamma mi ha detto non parlare indietro, ha detto. Perché ha detto che dopo pensa che sei ignorante, ha detto se parli indietro, ha detto mia mamma. E mica ho detto, mamma, ha detto, se mi parlare indietro, ha detto che sei più fluido che parli indietro, ha detto. E ha detto, no, ha detto, che è importante, ha detto l'italiano, ha detto che ha visto sul Corriere della Sera, e ha detto che era un articolo che spiegava che al colloquio e a prima impressione è quella che conta. E ha gaito. No, e ha detto sul Corriere della Sera, e ha detto che ha detto, ora mi dico. Stacchiamo bene. Benvenuti al Minuto Politico, sempre con l'assessore Ciano Contin e la nostra bellissima Elsa Fagin, la valletta. Buonasera. Sì, una bellezza particolare. Tanto particolare, cioè appare quello di miei franchi vecchi, non te vedi? Sì. La Montessori? No, Garibaldi gli era. Verdi, chi è quello qua barba? Sì. Allora, Elsa, abbiamo delle domande per il nostro ospite? Sì, su Facebook c'è scritto una ragazza che, pensate un po', è hawaiana ma da molti anni risiede in Italia. Che bello, Lei come si chiama? Tina Sava e ci scrive questa cosa qui. Scusi, come si chiama? Tina Sava. Tina Sava. Sava Tina, hawaiana. Savatina hawaiana. Sì, sei già sentita? Savatina hawaiana, conosco Savatina hawaiana. sì. Allora ci chiede, assessore, cosa farete per i disoccupati? Beh, grazie per la domanda, cara amica infradita. Vedi, noi... Savatina. Senz'altro. Sì. Noi per i disoccupati abbiamo in mente un progetto per renderli più furbi, perché tante volte sti tosi che non cattano lavoro è per mancanza di furbizia. Sì. E allora per incentivare la loro furbizia noi strapianteremo l'inseata su tutte le rotonde del Veneto. Inseata gratis che potranno rancurarsi e diventare più furbi. No, scusi, assessore, non riesco a cogliere il nesso tra l'insalata e la furbizia. È chiaro, tesoro, sta attento, quando che uno usa furbo, cosa dice? È che mangiare foglia, hai capito? È che mangiare foglia da insalata in questo caso. Insalata gratis, si diventa furbi perché mangiare foglia, hai Ho capito? mangiato la foglia. Però ci siamo mangiati anche tutto il tempo a nostra disposizione, purtroppo anche oggi il Minuto Politico finisce qui, senza aver parlato di politica. Mangiare foglia, che tu È capisci? insalata. Insalatina, io mangiare foglia. A me non piace l'insalata. Se vedeva sì,